Buonasera, buonasera a tutti gli amici di Compo Siciliano, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Aperitivo Social. Anche oggi parleremo di eccellenza siciliana, lo faremo insieme a degli amici, tra questi lo chef Lorenzo Montemaggiore, ormai è diventato appuntamento ripetuto con lo chef che ci porta a conoscere sempre nuove eccellenze. Ogni domenica insieme a lui conosciamo tanta meraviglia tutta siciliana. Gli diamo subito il benvenuto. Salve, Chef, buonasera e ben ben ritrovati. È un piacere stare con voi, parlare di cibo siciliano, della sicilianità positiva, di tutto ciò che sono le nicchie che magari non tutti conoscono, non tutti possiamo conoscere tutto, logicamente, e sarebbe bene che ci scambiassimo queste conoscenze affinché potessimo valorizzare sempre di più, perché la cosa, se la conosci, in quel caso diciamo, se la conosci non ti uccide, e invece noi, se lo conosci, vai avanti, insomma, e migliori anche le tue conoscenze e perché no, anche l'economia siciliana con l'indotto che si va a creare, anziché cercare ciò che ci possono propinare dal nord, da altri posti, in Italia ne abbiamo abbondantemente e sicuramente migliori i prodotti di altri posti. Il nostro sole, il nostro clima, grazie a Dio, è quello che è e ci offre tante belle cose, tante opportunità. Oggi ho pensato di disturbare, anzi, volentieri. Lei lo sa dove sono io? Come? Si vede? Riesci a vedere dove sono? Su un balcone, se è un bel posto, penso che sia. Dove sei? Ah? Sono su un balcone sul corso di Geraci Siculi, un Siculi. paese meraviglioso. Sì. Qui vicino alle Madonie, Geraci Siculi, o sbaglio? C'è mai stato lei, chef? Non ho capito. Geraci vicino a dov'è Geraci? Vicino a Snello? Esatto, è proprio Ganci, molto vicino a Ganci. Ganci, sì, Petralia. Petralia Sottana, Petralia Soprana, poi si va verso Piano Battaglia, da quelle parti. Da quelle parti, non preciso lì, c'è anche Montemaggiore Belsito, c'è da quelle parti, quindi... Esatto, il paese suo omonimo. Appunto. E niente, quindi... Questo sempre perché noi consigliamo sempre di visitare la Sicilia a tutti gli amici che ci seguono. Quando magari ci ritroviamo che abbiamo 2 o 3 giorni liberi o qualche giorno di vacanza, passiamolo in Sicilia perché la Sicilia è meravigliosa, c'è un mare di paesi da visitare che vanno assolutamente visitati e raccontati. Oggi ho avuto una guida speciale che mi ha raccontato praticamente tutte le peculiarità di questo paese e mi sono divertito tantissimo. Abbiamo realizzato un video che probabilmente manderemo in onda domenica prossima. Poi l'avviserò quando ci sarà da vedere. E invece oggi oggi andiamo a Sambuca a incontrare l'amico Pippo Oddo, è un professore, però si è impegnato negli ultimi anni con l'Uni3, l'Università delle Terze Età, con il quale collabora ogni tanto per fare delle lezioni a persone di età che comunque si vogliono coinvolgere e imparare sempre. No? C'era la vecchietta di 90 anni che non voleva morire perché voleva ancora imparare. E tutti dovremmo essere così, essere una spugna in continuazione e voler capire, sentire e assimilare sempre ciò che il nostro mondo ci offre, non solo il siciliano ma di tutto il mondo. Quindi ne parleremo insieme a Giuseppe Oddo. Giuseppe Oddo è lui il responsabile dei borghi sicani. Mi sfugge in questo momento, ma ne parlerà meglio lui. Mi sfugge allora lo facciamo entrare subito. Lo facciamo entrare e lo salutiamo. Poi lui non so se dovrà andare via, ci lascerà, ma gli diamo un saluto. Ciao Giuseppe, benvenuto. Benvenuto Giuseppe. Buonasera a voi. Ciao, parlavate vedevo che ho capito che ti trovi. Non lo so, forse. Nei borghi. È siciliana la maglietta, è siciliana. Dobbiamo utilizzare anche la maglietta siciliana. Faremo le magliette, utilizzeremo le magliette siciliane. Ecco, invitiamo anche a questo. Ho capito che ti trovi a Ganci, uno dei borghi più belli d'Italia. Borgo dei Borghi 2014 mi pare, qualcosa del genere. Io sono qua a Sambuca di Sicilia, anche Sambuca fa parte del club dei borghi più belli d'Italia, siamo Borgo dei Borghi 2016, quindi siamo stati
nominati Borgo più bello d'Italia 2016. E parlando di Sicilia dobbiamo parlare sempre dei borghi, perché i piccoli centri e quindi i borghi devono essere il motore della Sicilia, devono essere quelli che devono aiutare la Sicilia a ritornare ad essere negli splendori di una volta, perché una volta la Sicilia aveva il suo splendore, e i borghi ci devono invitare e devono essere utili a questo. Sambuca di Sicilia sta lavorando su questo, e noi proprio parlando di borghi abbiamo voluto fare questo che è il biodistretto Borghesi Cani. Il biodistretto Borghesi Cani è un'associazione di produttori, sono 57 produttori che messi assieme cercano di promuovere quello che è il biologico, quello che è la buona produzione, la produzione d'eccellenza, la produzione di eccellenza della Sicilia. E quindi promuoviamo non soltanto l'eccellenza siciliana in termini enogastronomici, ma l'eccellenza siciliana anche in termini di turismo enogastronomico, quindi il turismo legato all'enogastronomia. Noi qua a Sambuca abbiamo un'esperienza ormai proprio dal 2016 importante riguardo il turismo. Sì, Sambuca si è risollevata anche per quello che è stato l'estate del vino, Giuseppe. L'estate del vino c'è la sede lì a Sambuca. Sì, anche il biodistretto ha sede proprio dove c'è la sede della Strada del Vino. Tu sai benissimo, ci sei stato diverse volte a Palazzo Panetteri, una sede eccezionale, bellissima, che si presta tantissimo a quelle che sono le attività che noi cerchiamo di portare avanti. Il barocco sambucese. Il barocco sambucese. Tu sai, là c'è pure una cucina bellissima, una taverna, una taberna. Tante volte l'abbiamo utilizzata, quindi. Che l'abbiamo utilizzata per promuovere proprio i nostri prodotti, i prodotti siciliani. Io non lo so, vorrei veramente parlare di quello che è il biodistretto Borghesi Cani. Il biodistretto Borghesi Cani, non Terresi Cani, Giovanni. No, vabbè, io ho sbagliato. Sì. Proprio perché la terra, Borgo, terra, insomma, si richiama a vicenda. No? Sì, è chiaro, però insomma specifichiamo anche perché sì, no, hai ragione, io in quel momento non ho pensato terra. Comunque, infatti noi abbiamo messo assieme diversi borghi, come per esempio, perché del biodistretto fanno parte 8 paesi, e quindi i produttori di 8 paesi. Fa parte quindi Santa Margherita Belice, Sambuca, Montevago, Contessa Entellina, tutti i piccoli borghi. Pensate un po' Contessa Entellina, Caltabellotta, Chiusa Sclafani, Giuliana, e poi ne fa parte anche Menti. E quindi tutti i produttori di quelle terre aderisce all'AIAB, all'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, e fa parte di Città del Bio. Sambuca è Città del Bio. Noi ci onoriamo del logo di Città del Bio, delle eccellenze siciliane, delle eccellenze biologiche siciliane, e proprio per questo promuoviamo diverse attività che riguardano l'enogastronomia di eccellenza, l'enogastronomia legata alla biodiversità. E tu, come tu ben sai, Giovanni, ci hai seguito diverse volte in tutto questo. Pensiamo anche a quello. Promuoviamo quelli che è una comunità, per esempio il biodistretto è anche promotore della comunità Slow Food, quindi siamo anche comunità Slow Food, proprio perché promuoviamo il cibo buono, pulito e giusto, che è lo slogan di Slow Food, che soprattutto comunque il cibo siciliano. Stiamo creando quelli che sono i percorsi. Noi abbiamo creato un progetto che si chiama Iterbio, i percorsi della biodiversità, del biologico, che punta non soltanto come ha detto Iterbio, i percorsi del biologico. E su questo abbiamo d'altra parte un progetto finanziato, e porteremo quelli che sono le eccellenze siciliane anche fuori dalla Sicilia, cercando di farli conoscere e cercando di farli acquistare i prodotti, perché è importante anche quello, perché si conoscerli, ma acquistarli è pure importante, perché fa economia, quello che è necessario anche per sviluppare i nostri borghi. Ma più dell'economia bisogna considerare anche il fattore salute, perché ricordiamo che acquistare prodotti di qualità vuol dire anche poi risparmiare su quelle che possono essere cure future, perché noi siamo, come dice lo chef Montemaggiore, siamo quello che mangiamo, quindi il nostro stato salutare dipende solo ed esclusivamente
da quello che mangiamo, quindi il cibo ti cura o ti uccide. Esattamente. Sì. E noi proprio per questo abbiamo invitato i nostri ristoratori, i ristoratori che fanno parte del biodistretto, ad adottare un menu che abbiamo chiamato menu interbio, chiaramente, in tutto questo, per l'utilizzo dei prodotti siciliani, principalmente quanto più biologici e poi soprattutto di stagione. Ecco perché, voglio dire, un pranzo intero laddove se noi prendiamo per esempio gli asparagi è difficile definirli biologici, però chiaramente sono nel nostro territorio e devono essere di stagione. Non sarebbe neanche giusto e salutare presentare un piatto, per esempio, di pasta con gli asparagi in una stagione diversa rispetto a quella della produzione o della presenza degli asparagi. Ecco, cercando di invitare quindi i nostri ristoratori a utilizzare i prodotti dei nostri produttori e utilizzare i prodotti di stagione e proporli ai loro clienti, quindi con un menu inserito, con un appendice al loro menu inserito proprio per poter avere la possibilità di scelta. Si dovrebbero inserire anche le lumache. Sambuca è detto il paese di Babbo Luciani perché sono famose per le lumache e quindi secondo me potrebbe essere un appeal in più introdurre una zuppa di lumache oppure fatti in 1000 modi, insomma, quindi uno va a Sambuca è il nostro simbolo la lumaca. Se tu vieni in piazza appunto. La lumaca, non l'avete copiato sullo food, sembra al contrario. Se tu guardi il logo del biodistretto, c'è la lumaca, c'è la crestolina. Ma l'ho voluto precisare per questo, lo so, ma è una storia che facciamo assieme, quindi ma è simbolo di salubrità. Voglio dire, laddove c'è la lumaca, laddove si trova ancora la lumaca, è chiaro che il terreno è buono, non ci sono stati buttati dei pesticidi, non ci sono veleni, quindi, perché altrimenti la lumaca non potrebbe esserci, non potrebbe esistere. Poi la lumaca ha diversi effetti benefici, per esempio la bava di lumaca si usa per tante cose, per la faccia, per le rughe, per curare addirittura alcuni problemi di pelle o di altri fattori, insomma, se non sbaglio, credo che sia per le occhiaie, per tante cose per cui la bava e la lumaca, insomma, sono importanti per un territorio. Addirittura anni fa mi dicevano che a Chiarasco c'è la centrale delle lumache e te li pagano in dollari, se tu non riesci a venderle praticamente te li pagano loro in dollari, è come se fosse la quotazione in borsa quasi quasi. Vero o no? Chef, mi perdoni. Prego. Mi sentite? Chef? Sì. Volevo chiedere a Giuseppe quali sono le attività principali con le quali proponete la promozione dei borghi, appunto, perché qui stiamo parlando di borghi molto molto importanti che però, essendo piccolini, non hanno mai avuto la possibilità di raccontarsi. Che tipo di strategie di comunicazione state adottando per raccontarlo? Le case a €1, per esempio. Quella delle case a €1 è stata una promozione interessante, molto importante, perché noi adesso qua arrivano i turisti proprio perché vogliono comprare casa a €1, anche se le case a €1 in questo momento non ci sono più, però approfittano di questo per acquistare altre case che possibilmente sono stati un po' dismessi e quindi anche da parte di privati con pochissimo. Un recupero importante questo. Sì, e li cercano nel centro storico, tra i vicoli. Sì, c'è il quartiere Saraceno che è molto bello. Il quartiere Saraceno è molto bello, ma è stato abbandonato per certi versi, è stato per il terremoto. No? Sì, è stato abbandonato e adesso chi acquista sta ristrutturando quelle case, li sta acquistando con pochi soldi, lo sta ristrutturando e si sta ripopolando. Noi abbiamo quindi la campagna delle case a €1 ha funzionato? È stato un messaggio che è riuscito a coinvolgere. Bene. Certo, ma guarda, Francella, sembra una barzelletta. L'anno scorso fra i miei amici di Sambuca trovo una signora che si chiama Montemayor. Dico, ma che ci fai a Sambuca? Dice, sì. Dice, tu se siamo parenti a questo punto, Montemayor è spagnolo. Dice, no, io abito in Texas e faccio restauratrice di mobili. Dico, ma abbiamo diversi amici a Sambuca che ci fai? Hai parenti a Sambuca? Dice, no, ho comprato la casa a Sambuca e ogni anno vengo a Sambuca. Capito? Per dire, una cosa che sembra una cosa un po' strana, ma succede pure di questo. Vero, Giuseppe? Comunque,
Per rispondere preoccupati, sì, succede anche questo, si innamorano di Sambuca, si innamorano della gente di Sambuca. Allora, il territorio poi. Guarda che impazziscono su quello. Allora, fra i piccoli saraceni, chi ha acquistato delle case, adesso viene periodicamente, si trova bene, viene per Natale, viene in estate, e loro sono impressionati dall'accoglienza anche dei vicini, il vicinato, cioè il vicino che fa il caffè con la caffettiera e allo straniero gli dice: ma che fa, vuoi tu caffè? Quello impazzisco, dice: ma guarda, non succede mai a casa loro se lo sognano. Il caffè offerto dalla caffettiera, dal vicino di casa, no? Che poi il vicino di casa che ci si conosce da poco. Questo è quello che diciamo sempre, perché la Sicilia è accoglienza da sempre, ospitalità ed accoglienza in purezza. Questa è una peculiarità anche, sai, io sono convinto di una cosa, storica della Sicilia, quindi per poter, naturalmente per loro, noi abbiamo un problema, continua. Sì, dico, per far conoscere bene la Sicilia e per far veramente per promuovere la Sicilia bisogna innanzitutto crederci, dobbiamo crederci noi. Allora, io penso che la Sicilia, adesso tutti i siciliani stanno iniziando a crederci. Fino a poco tempo fa no. Il discorso che tutti vanno fuori a cercare lavoro, ma è deleterio per la Sicilia, è deleterio per tutti noi, per i nostri borghi, i borghi che si spopolano. Questo è pazzesco, questo non dovrebbe succedere. E se succede è perché non ci crediamo. Non crediamo alle nostre potenzialità, non crediamo a quel prodotto che possiamo offrire ai turisti, che è il buon cibo, che è la nostra storia, che sono le nostre tradizioni, la nostra accoglienza, la capacità di accogliere le persone. Se noi crediamo in questo, allora credo che veramente riusciamo a far conoscere e a promuovere bene la Sicilia, ma bisogna crederci. Non rischiamo una cosa, sempre dico. Purtroppo oggi, per il fatto che non ci crediamo, mandiamo spesso i nostri figli a studiare fuori, ma a studiare in facoltà, che possibilmente in università che non c'entrano niente con quella che è la Sicilia. Ci vogliono gli avvocati, ci vogliono sì i medici, ma noi abbiamo bisogno di specialisti nel settore della ristorazione, caro chef. Certo. Abbiamo bisogno di specialisti nel settore del turismo, e tutto questo lo possiamo fare qua. Cioè noi se ci crediamo facciamo questo. L'abbiamo sempre detto, Giuseppe, questo non è che diciamo cose diverse da quello che pensiamo. Sai, io ho paura di una cosa, che se implementare, bisogna pensare che la nostra erba è più verde di quella del vicino, non dobbiamo guardare sempre quella del vicino, ma anche la nostra quella più verde, e grazie a Dio è così. Sì, però bisogna sfruttarla al meglio, saperla, avere quel know-how e poterla sfruttare, saper vendere con un prodotto d'eccellenza, che giochiamo a vincere facile praticamente, perché basta non saperla rovinare. In realtà io penso che andare a fare esperienza. Ci sentiamo malissimo. Salta, la voce salta. Io penso che andare a fare esperienza all'estero possa aiutare tantissimo i nostri giovani a capire come poi tornare ad apprezzare quello che abbiamo. Sì, ma deve essere un percorso didattico per capire cosa fanno gli altri e poi portare l'esperienza, i know-how a casa propria e sfruttarla al meglio. Sapere cosa vuole lo straniero, l'americano, il tedesco, l'inglese, e accontentarlo e mandarlo. Se non lo conosci, evidentemente non sai il target a cui ti riferisci, e poterlo accontentare anche con dei prodotti che sono confacenti con il vicino di casa, con il vicino di nazione, o con gli americani, o con gli australiani, con i cinesi adesso praticamente. Proprio noi dobbiamo raccontare la storia della Sicilia, i ristoratori dobbiamo abituare a presentare il piatto e a raccontare la storia. Noi parliamo Giovanni, della Minna di Virgine, il nostro dolce. Loro vogliono capire che storia ha la Minna di Virgine, non soltanto di che cosa è fatta, ma la storia. E quando tu gli racconti che la Minna di Virgine ha 300 anni di storia, e poi quando l'assaggiano il gusto della Minna di Virgine vanno in goduria direttamente.
fanno in goduria. Ecco. E questo dobbiamo crederci, dobbiamo lavorare su questo. Ma guarda che il cibo, sia dolce che salato, deve creare dipendenza per certe volte, no? Si va in quel territorio perché c'è quel prodotto e quindi ci ritorna, si crea turismo enogastronomico apposta, c'è quel vino, c'è quel dolce, c'è quel piatto, c'è quel pesce. C'è tutto ciò che noi abbiamo, che magari diamo per scontato perché noi l'abbiamo sempre sotto gli occhi, evidentemente gli altri lo apprezzano. Lo dico sempre, ogni volta, il pomodoro a Milano non sa di nulla, se vengono qua capiscono che il pomodoro ha un sapore particolare e parliamo di un pomodoro, quindi ce lo vengono a dire gli altri. Noi siccome l'abbiamo sempre davanti l'uscio, lo compriamo ed per noi è normale, ma se riusciamo a far capire che devono venire da noi per mangiare quel prodotto, quel piatto, perché fatto in un altro posto cambia gusto, cambia sapore, magari gli ingredienti sono quelli, ma il risultato è diverso e non ha lo stesso sapore. È un po' come quando si dice la pizza a Napoli, il caffè a Napoli è diverso. Beh, a me sembra una leggenda metropolitana, però qualcuno ci crede. È come dire vado a mangiare una caponata fatta chissà dove, la caponata è siciliana ed è buona solo quella siciliana. Appunto, ma di stagione, come dicevi prima tu, con i nostri ingredienti, con le nostre cose, perché altrimenti non viene la stessa cosa. C'è poco da fare, verrà qualcosa di simile, ma il sapore è sicuramente diverso. Ma lo dicono gli altri che vengono a visitarci, dicono guarda io ho mangiato questa roba da altre parti, ma qua ha un altro sapore, ha un'altra sensazione, perché ci deve dare una sensazione, ci deve fare, io dico sempre, le papille gustative come le nasali ci devono dare delle sensazioni, devono emozionarci, come ci emoziona la musica con le orecchie, con l'udito, il naso ci deve emozionare con i profumi e vabbè, la bocca ci deve emozionare con le papille gustative secondo i gusti che noi andiamo ad assaporare. Questo, la differenza è quella, se no ci appiattiamo. Anche il contesto. Il contesto del Zaddubbio, quello è importantissimo, però in contesto, con un contesto gastronomico è proprio l'acme di tutto ciò che potrebbe essere, la goduria a tavola. Mi sentite, chef? Mi sente? Sì, adesso sì. Sì, questo fa parte naturalmente di quel pacchetto che noi chiamiamo racconto, perché oggi il racconto, come abbiamo detto più volte, conta quasi più del prodotto, perché bisogna anche andare a creare un'aspettativa nel commensale, andare a raccontare determinate peculiarità, perché se noi raccontiamo una caponata stop, abituato a mangiarla a casa, comunque ha dei suoi ricordi, eccetera, non gli dà tanta importanza. Invece noi dobbiamo essere bravi a dare l'importanza al territorio, perché quando al tavolo, come mi è successo oggi a pranzo, mi hanno portato un semplice piatto di funghi saltati, ok, dei funghi qua del territorio che sono molto buoni, ma lui me l'ha raccontato in maniera differente, mi ha raccontato intanto che è uscito, che è andato a scartarsi quelli suoi, quelli particolari per come gli piacciono a lui, di una determinata grandezza, non grandi, non troppo piccoli, eccetera, eccetera. Naturalmente tutto questo genere di dettagli sono quelli che creano l'aspettativa. Non appena mi arriva il tavolo, naturalmente io avrò già una mia idea di quel piatto, una mia potrebbe essere anche un pregiudizio che può essere positivo o negativo, che naturalmente influenzerà la mia percezione e quindi la mia esperienza enogastronomica in quel momento. Ed è importante saperlo raccontare il piatto. Saper raccontare il piatto, come dice Giuseppe, come saper raccontare anche il luogo, perché il luogo sì è la peculiarità, perché non tutto è differente, ogni luogo ha le sue caratteristiche ed è giusto che se ne conoscano le caratteristiche differenti. Quindi farsi raccontare un luogo da chi lo conosce bene è la parte fondamentale. Ma io vorrei aggiungere che noi abbiamo, grazie a Dio, il mare, la collina e la montagna. Un prodotto fatto in montagna, fatto in collina, fatto in riva al mare, ti dà tre sensazioni diverse. Anche il vino viene diverso, anche la frutta, la verdura, qualsiasi cosa. Questa è la salsedine possibilmente che ti dà un effetto particolare, la collina te ne offre altre, la montagna altre ancora, per diversi aspetti. Non ci sono parassiti in montagna, per esempio. L'origano di montagna non è come quello che c'è in collina e quindi bisogna accompagnare, oltre il racconto, raccontare che l'hai preso, dove l'hai preso, perché lì secondo te il prodotto o il frutto o quello che sia viene meglio. Quindi io, siccome ho attenzione nei tuoi confronti, sono andato a cercarmi quella nicchia che secondo me è al top e te la sto offrendo perché il mio territorio ti offre questo
e io sono ben contento di fare anche a te questa gradevole scoperta, questa gradevole offerta del cibo che noi consumiamo e abbiamo davanti alla porta, ma dipende dove lo vado a prendere, ti dà sensazioni diverse, quindi delle emozioni a tavola col cibo. Chef, parlando proprio di contesto e prodotto, ecco, l'esempio di poco fa, no, il caffè offerto nei vicoli ha un gusto sicuramente diverso del caffè che uno fa in qualsiasi momento a casa da solo oppure in un altro posto. Ma ti emoziona il fatto che il vicino di casa te lo porti già, ti emoziona questo, dice ma dove sono capitato, insomma, ma da dove vengo io praticamente. Fermatemi un secondo che voglio fare un po' di saluti a un po' di gente che ci segue e che ci scrive, che non ho ancora fatto nessun saluto. Allora, cominciamo con Enrico Conti che ci augura una buona serata, Tito Puleri, Lidia Calà che ci saluta dal mare. Lidia Calà è un'altra chef pasticcera di Tortorice, è stata ospite nostra più volte, anche lei appassionatissima del territorio. Poi abbiamo Alessia che ci saluta da Palazzola Creide, anche lei chef appassionatissima. Poi abbiamo Francesca Cipriani, Rafa Mariangela e Francesca Cipriani che dice contesto uguale olfatto, vista, un mix perfetto. Esatto, è il mix perfetto per quanto riguarda un'esperienza perfetta. Senza dubbio, senza dubbio. Perché ricordiamo nel turismo esperienziale la cucina la fa da padrona praticamente, perché è bello vedere un monumento, vedere stare a mangiare nella spiaggia, mangiare in riva al mare, però se ti mangi un calamaro in riva al mare ha un, diciamo, anche come effetto placebo, un effetto diverso che se te lo mangi in città, possibilmente, lo stesso prodotto, no? E quindi... infatti, contrariamente, chef, quanto è triste quando lei mangia in un posto, mi è successo anche negli ultimi giorni, in un luogo meraviglioso, sul mare, cioè il mare veramente che lo può toccare da dove è seduto, e poi mangia il pesce decongelato ma di pessima qualità, perché esiste pesce decongelato naturalmente di qualità. Questo è un grosso errore del ristoratore, perché non dovrebbe succedere questo. Che esperienza! C'è gente che sa rovinare anche un prodotto buono, non è che voglio, però dico, chiaro. Se utilizzi qualcosa di congelato, potrebbe essere anche il tuo, diciamo, abbattuto e congelato, magari è stato preso fresco, però il pesce, specialmente l'azzurro o anche altri pesci, nel tempo tendono ad irrangidirsi, i grassi cominciano a trasformarsi e stanno di rancido, oltre se non si sa conservare. Per esempio il pesce, se fosse messo prima di essere abbattuto in un sacchetto, pulito logicamente in un sacchetto e sottovuoto, diciamo quando lo tiri fuori è quasi come se fosse stato pescato, perché mantiene tutte le caratteristiche, il ghiaccio non va a creare quella specie di brina che poi va a inficiare il gusto e trasforma il gusto, ossidandolo praticamente, rendendolo, si può dire, immangiabile certe volte. Esattamente. Esatto. Quindi Giuseppe, parliamo un po' dell'università delle tre età, del Borghi Siecani, dei Slow Food, di Iterbio. Ma questa cosa è legata, capito? È legata perché qua si mangia bene, quindi si invecchia bene. I babbaluci, ne abbiamo già parlato, le lumache. Niente, le mini di Virgine io sono... vedi, aperitivo anche qua con un buon vino, con un buon grillo, il nostro grillo siciliano. Ma lì a Sambuca ci sono almeno 4 cantine importanti, c'è l'Arancio, c'è Planeta, Planeta, Arancio, Olimpo, Monte Olimpo, Giovanna, Monte Olimpo, insomma, abbiamo Cellaro, quindi parliamo di vini di una certa qualità, ma già da anni. Solo parlare di Planeta già uno si deve inginocchiare, dice Cenufletto per esempio. Non per niente, come dici tu, è la sede della Strada del Vino. Appunto, lì a Sambuca c'è la statale che fa Palermo-Sciacca, che è stata denominata appunto la Strada del Vino, anche perché c'è Donna Fugata che oltre le sue vigne da altre parti come Pantellerie, altre poi ce n'ha una buona parte lì sulla strada, sulla Palermo-Sciacca, e Sambuca è tangenziale a questa strada, e quindi ha ben pensato di acquisire questa caratteristica, questa nomea di sede di città delle strade del vino. Sì, ma tu devi sapere che, sai, arrivano qualche volta, insomma, si rivolgono anche al biodistretto, perché fa pure questo, gruppi di turisti che insomma vogliono visitare i nostri borghi,
E ci sono quelli che possibilmente vogliono conoscere anche, sapendo che ci sono tutte le cantine, le varie cantine, quindi li mettiamo in contatto e andiamo a degustare presso le cantine e devo dire che rimangono veramente entusiasti. Si fa anche la vece del tour operator insomma, del territorio, perché poi dice dove posso andare? Vai a Salinunte che sta lì dietro, vai alle Cavie di Cusa che sono all'altro angolo, vai a Sciacca che trovi un mondo di cose. Quindi ogni territorio ha attorno altri territori che sono magnifici, ognuno può fare rete e collegarsi, collegandosi ovviamente c'è questo interscambio di cultura, di bellezza, di arte, di cucina, di prodotti. Per esempio a Sambuca, lo torno a ripetere, è famoso per il barocco. Anni fa, nel 73, hanno il lago. Mi ricordo che fecero un gemellaggio con Winterhaven con delle gare di sci nautico. Poi purtroppo dico, io rimprovero questo alle vecchie amministrazioni che hanno lasciato perdere. Veniva la nazionale di sci nautico, anziché andarsene in Florida, veniva a Sambuca per i mesi ad allenarsi sul lago, per il lago di Sambuca, che alla fine dei conti è una grande gebbia, perché abbiamo fatto i mondiali nell'83, io ero all'Ops Hotel, lavoravo lì, facevo lo chef all'Ops Hotel e venivano e alloggiavano lì e ci fu il gemellaggio con Winterhaven. Per dire, ci sono delle belle cose, però purtroppo con il tempo o per demotivazione politica o per motivi vari, non lo so cosa è successo, ma avevano lanciato una bella cosa che poteva avere un grande appeal nel territorio. Magari nel lago non ti ci vai a fare il bagno, però lo puoi utilizzare per una gara velica, per fare qualsiasi cosa che l'acqua possa richiamare. Venivano a fare le gare di sci nautico nazionali. Quindi... Chef, ho due suggerimenti. Allora, un'amica le ricorda l'Odi Caltabellotta. E poi abbiamo anche Franco Safina che dice non dimenticare l'antico frantoio e i vini Lamanno. Penso si stia parlando sempre senza dubbio, queste sono delle bellissime realtà. Infatti frantoio che Antonella Muggia, che è la presidente, diciamo, titolare dell'antico frantoio, è presidente del biodistretto, ma non soltanto del biodistretto, se mi permettete, perché noi stiamo lavorando proprio sulla... Tra l'altro è una sarda siciliana, la signora, quindi... Giro un paio di saluti, chef. Perdoni Giuseppe, un secondo che giro un po' di saluti, così poi posso cambiare schermata perché ce ne sono un'infinità. Franco Safina che si chiede ma come faccio a resistere al sole? Beh, in realtà non è il sole di Palermo, ma è il sole di Geraci. C'è un freschetto molto gradevole, devo dire, e quindi rende piacevole anche stare al sole. Ragazzi, ieri sera ci voleva il giubbotto. Ieri sera ci voleva il giubbotto, ragazzi, c'era un freddo incredibile. In montagna c'è questa caratteristica, la sera c'è fresco, quindi bisogna attrezzarsi. Lo chef Ezio Dalia che ci saluta, poi abbiamo Francesco Di Grelli che dice viva la Sicilia con tutti i suoi prodotti alimentari. Sono in Toscana, mangio esclusivamente prodotti siculi, bravo. Poi abbiamo anche Mimmo Spallina che ci saluta e salutiamo anche Davide, Giuseppe, Marco e Marina che ci seguono sempre, non si perdono un episodio di Aperitivo Social, e ricordo sempre di scrivere i commenti, questi li ho visti per caso, perché ricordo di scrivere i commenti sulla fonte principale che è quella sulla pagina di Compro Siciliano. Nelle varie condivisioni alle volte i commenti purtroppo possono sfuggire. A te la parola Giuseppe, perdona per l'interruzione. Quindi riprendiamo la Murcia. Sì, diciamo, volevo infatti salutarla, per ora in vacanza l'Antonella Muggia e la saluto tantissimo, anzi faccio pure, se mi permettete, faccio gli auguri al marito che compie gli anni, così lo facciamo in diretta. Stamattina. E lì c'è un ufficio e cantina d'eccezione questa. Sì. Dicevo, stiamo lavorando in tal senso, cercare di valorizzare il territorio. Il biodistretto si è fatto promotore del distretto del cibo. Come sapete sono stati riconosciuti i distretti del cibo dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Noi siamo uno dei distretti del cibo della Sicilia. In Sicilia ci sono 7 distretti del cibo. Io so che ne avete parlato con Filippo Salerno, vi ho seguiti quando ne avete parlato con Filippo Salerno riguardo i distretti del cibo. Il biodistretto è capofila di un distretto del cibo che è il distretto del cibo Sicania. Abbiamo messo assieme un territorio che va
dalla provincia di Caltanissetta fino alla provincia di Trapani, passando per la provincia di Palermo, provincia di Agrigento, mettendo insieme un territorio che ha una storia che va dalla Valle dei Templi fino a Selinunte, quindi ai tempi di Selinunte, è una storia importante con dei prodotti chiaramente altrettanto importanti, no? Che porteremo avanti, come il pistacchio di Raffadali, come i nostri vini, come le mandorle, come prodotti naturali e trasformati. E su questo abbiamo un progetto importante di promozione proprio dei nostri prodotti, cercando di farli conoscere, di farli degustare, di farli apprezzare. Questo è il lavoro che stiamo facendo con il Biodistretto, speriamo che a più presto dia risultati. Noi ci crediamo e vogliamo convincere gli altri affinché ci credano anche loro. Infatti, e rimanere ormai in Sicilia. ormai sono anni che battiamo su questo tasto e collaboriamo in questo senso, appunto perché ci crediamo, uniamo le forze e facciamo sempre questo battage di parlare sempre delle nostre cose, perché quelle sono e bisogna valorizzarle. Prima perché fanno bene, ma poi fanno economia che non guasta. E come diceva Giuseppe, perché deve far scappare i nostri giovani? Possono lavorare qua anche con una laurea in agraria, in scienze economiche, in scienze turistiche, perché no? E servono tutte queste risorse, servono tutte per far crescere, per fomentare il turismo e far tornare le persone, i clienti. Dobbiamo fare in modo che non succeda una cosa, perché questa cosa non deve succedere, Giovanni, che è quella di far andare via i nostri figli, i nostri giovani, perché magari non ci credono. Dobbiamo far credere nella Sicilia, nei prodotti e in quelle che sono le nostre eccellenze siciliane, puntare su questo, perché se loro vanno via c'è chi già inizia a crederci quasi più di noi. Ci sono, dico così, magari i cinesi che ci credono più di noi, arrivano qua, approfittano di quelli che è la nostra terra, i nostri prodotti, e poi possibilmente i nostri figli devono ritornare nella nostra terra a fare i dipendenti degli altri popoli. Dei cinesi stessi. Crediamo nella Sicilia, crediamo nei nostri prodotti, crediamo nei nostri borghi e in quelli che sono le nostre eccellenze, non soltanto paesaggistiche, non soltanto storiche, ma anche e soprattutto economiche. I turisti quando vengono oppure quando ci prendono contatto per venire in Sicilia, nella nostra zona, dicono: benissimo, dove ci portate? Andiamo a vedere a San Buca e Pazzo Panettiere, il museo archeologico, andiamo a Selinunte, andiamo a vedere i templi di Agrigento. Poi alla fine sapete cosa ci dicono? Ok, ma cosa dobbiamo mangiare? Dove andiamo a mangiare? Quali sono? Cosa ci fate mangiare? Esatto. Ecco, quindi l'interesse è la storia, ma l'interesse è anche buon cibo, la produzione. Questi sono il cibo che racconta il territorio, praticamente. E questa è la nostra forza. No. Questa è la nostra forza. Va bene. E allora, Giuseppe, che fai? Resti con noi o devi andare via? Io altri, che ne sono? Se volete altri 5 minuti posso pure rimanere. Ascolto. Conversazione ce li possiamo fare piacevolmente. Abbiamo un argomento che abbiamo lasciato in 13 con lo chef riguardante i dolci della tradizione. E tra l'altro anche oggi a pranzo ne parlavo con lo chef dove sono stato a pranzo, che lui è anche un appassionato di tradizione, e parliamo di questo, che oggi purtroppo si è legati troppo a una tipologia di pasticceria che io reputo forse un po' troppo moderna. Si è dimenticata quella che è la pasticceria della tradizione, con quelli che sono i veri sapori antichi e soprattutto i veri sapori dolci, che erano quelli veramente molto particolari, che ti rimangono in mente perché ti ricordano tante cose, a differenza di queste piccole mousse e dolci moderni che tu vedi all'interno di questi congelatori, tutti uguali, tutti coloratissimi, bellissimi a guardarli, ma che arrivano quasi pronti solo da essere riscaldati e spalmati. Certe volte c'è il prodotto, il semilavorato già quasi pronto, e quindi di tuo c'è poco e niente, perché già le industrie hanno tutto, come i gelati che certe volte, o anche tutti questi, come dici tu, le gelatine, tutta questa roba qua già pronta per essere impiantata. E beh, siamo al terzo appuntamento che ci promettiamo di parlare dei dolci del territorio. Bene, ha detto poco fa, ricordavamo con Pippoddo
le mini di Virgine, no? Questa è un'altra deco. L'altra volta con Sutera parlavamo del deco, ecco, questa è una deco, come sono deco per esempio le uova murina di Sciacca, le mini di Virgine, anche se hanno lo stesso nome con quelli di Catania, le mini di Sant'Agata hanno solo in comune la similitudine con il seno femminile, perché richiamano lì Sant'Agata, ma sono diverse, sono piccole, sono bianche con la ciliegina sopra, invece a Sambuca sono due belle tette matronali, proprio quelle, diciamo, alla Carmen Rossa per certi versi, con una pasta frolla in cui dentro c'è una crema bianca con scaglie di cioccolato, mandorle, profumi vari, vaniglia e tutto ciò che la Sicilia rappresenta. Poi ricoperta, la zuccata, la cannella, sono tutti elementi che si usavano in quel periodo di 300-400 anni fa, che venivano utilizzati in molti dolci. Famosissima quella dei Caruso, l'origine, e poi adesso tutti, meno male, hanno cominciato a farla e tutti i bar ne fanno di buona qualità. Ecco, tornando a palla di ciò che sono i dolci tipici del territorio di Sciacca, infatti ho pronunciato che cosa? Per come le mini di Virgine sono uniche e particolari a Sambuca, a Sciacca abbiamo almeno 3 dolci, 2 riconosciutissimi che sono le cucchitelle. Appena ti parli di Sciacca, le cucchitelle. È praticamente un dolce a base di cucchitella, ci sono varie scuole di pensiero. Uno potrebbe essere la forma del cucchiaio, infatti è oblunga così, come se fosse uscito fuori da un cucchiaio. E si stende un po' di pasta, si riempie con la zucca candita e una pasta di mandorle praticamente, poi si richiude così in maniera oblunga e si rimette un attimino al forno e si cuoce. Poi nel tempo io credo che non siano nate così, hanno spalmato sopra dello zucchero ghiaccio, che a me sinceramente non piace perché l'eccessivo zucchero poi dà fastidio. Però sai, quel periodo dell'800, quando fine 700, 800, quando lo zucchero venne scoperto e utilizzato da Gulì a Palermo in primis per ricoprire la cassata, perché prima la cassata non era rivestita con lo zucchero ghiaccio. Fu Gulì a Palermo che avendo scoperto in quel periodo lo zucchero, l'ultimo stadio dell'evoluzione della cassata fu proprio Gulì. Sì, perché come dicevo l'altra volta, già gli antichi romani in Sicilia parlavano del caseatum, un prodotto del casaro, un primordiale pan di Spagna con ricotta e miele, perché gli altri elementi non esistevano, non c'era lo zucchero, quindi è una specie di panino imbottito per certi versi con un primordiale pan di Spagna, eccetera, eccetera. Poi gli arabi, come dicevo prima, ebbero il merito di metterlo dentro una padella, che è quasat, e la rovesciarono e gli diedero la forma, anche perché portarono la pasta reale, portarono i pistacchi, quindi fecero questa bordura di pasta reale, sia di pistacchio sia di mandorle, e gli diedero questa forma dentro la padella, perché se la guardiamo è una padella rovesciata. E poi col dolcezzo in fondo, lì venne fuori dallo zucchero ghiaccio lavorato col cremor di tartaro, che è un prodotto particolare, e venne fuori la cassata. Tornando di nuovo alle uova murina, a Sciacca abbiamo le uova murina, che sono dei dolci per fortuna riesumati. Io mi posso prendere il vanto, senza vanagloria, di averli ripresi almeno 40 anni fa, l'inaugurazione che c'è di un bar a Sciacca vicino alla Badia Grande. La Badia Grande è una chiesa molto bella, in stile barocco pure lei, dove c'erano le monache di clausura che si inventavano di tutto, oppure le badesse di turno, portando il loro know-how delle case nobiliari e andavano a trasformare o a mettere in pratica quello che avevano imparato nelle loro case con i pasticceri e i cuochi della loro casa. Che cos'è l'uova murina? Tanto per cominciare, quindi queste due scuole dicono o l'uova da Bataranne o l'uova murina. Lo sciacchietano ha voluto mettere il nome di un pesce anche al dolce, fanaticamente pescatori. Perché uova murina? Perché deve somigliare al pesce murena quando è finito, nel senso che si fa una frittatina in pratica con le uova battute, polvere di cacao, un po' di vino vecchio per alleggerirlo, si fa in un padellino, ci mettono delle mandorle tostate che vengono schiacciate grossolanamente, in modo che quando viene fuori questa frittata, immaginatevi come se fosse una crepe un poco più sostanziosa, quindi ha una parte traslucida e una parte matta. La parte traslucida va messa sotto, quando si riempie a mo' di cannellone questa frittata,
si arrotola con una crema che ora vi spiego, quindi si gira attorno, la parte traslucida deve venire fuori, così come per similitudine la murena è, no? Cioè la murena com'è? Traslucida, sul bagnato, sull'umidiccio, perché è gelatinosa, fuori c'è questo lippo che viene fuori, e ha questa chiazzatura chiodata, che è la mandorla, e questa traslucidità gli dà la sensazione della murena, che poi quando si taglia, all'esterno è così scura, ma all'interno c'è la crema bianca, come la carne della murena. Passiamo alla crema. La crema bisogna farla molto prima, farla ghiacciare e poi aggiungere delle scagliette di cioccolata, la zucca candita, le mandorle che sono rimaste da quelle che abbiamo messo nella frittata, nella buccia di limone, della cannella e basta. Si fa questa crema dopo che è fredda, quindi hanno aggiunto tutti questi elementi e si rifarcisce, come torno a ripetere, come se facesse un cannellone. Nasce per un'esigenza di sopperire al cannolo che d'estate non si faceva. Perché non si faceva il cannolo? Perché arrivato a maggio i pecorai non facevano più la ricotta perché i pascoli non erano quelli adatti e quindi ci si fermava e non si caseificava più. Quindi mancava la ricotta per fare il cannolo. Le monache si inventarono invece questo succedaneo per far gustare all'ospite di turno questo prodotto e venne fuori questa frittata, non ripetere, o l'uova da bataranne oppure l'uova a murina. Questo è un dolce che io vi consiglio di fare anche a casa. Se volete vi posso dare anche la ricetta, la potete trovare anche su artusi.it, per esempio un amico mio c'è un sito e lì abbiamo messo la cucina del territorio, lo potete trovare lì in maniera con tutte le varie fasi. www.cucinaartusi.it, cucina del territorio, vi trovate con queste ricette. Ricordiamo che la cucina Artusi è una cucina storica, all'interno si trova un'infinità di ricette. Non Artusi, quello che ha scritto il libro, è un amico mio palermitano che fa il webmaster per un'azienda di Palermo, ma da anni, diciamo, io l'ho aiutato un po' ad introdursi nel mondo della ristorazione di quello che siamo noi, e adesso è diventato un esperto e ovunque lo chiamano, un po' come giuria, un po' come fotografo. È www.cucinaartusi.it, no? Con Artusi quello è solo un'omonimia. Abbiamo perso Giuseppe. No, è sempre lì Giuseppe. Sì, poi nel tempo era via la rete, adesso sono pubblicato vai e viene, purtroppo non è molto. Giovanni, ti interrompo così devo andare via. Io volevo dirvi solo una cosa. Poco fa parlavi della Minna Virgine come prodotto d'eco, ma la Minna Virgine è anche un prodotto PAT, prodotto agroalimentare tradizionale, è inserito nell'elenco dei PAT del Ministero delle Politiche Agricole, è stato riconosciuto anni fa come prodotto tradizionale proprio per la sua lunga storia, che è dal 1725. Poi dopodiché dico, che devo dire, compriamo siciliano, i nostri prodotti e promuoviamo, e poi la parola d'ordine, crederci. Io mi riferivo alla Deco perché l'altra volta con Sutera parlevo dei prodotti Deco del territorio, ecco perché ho ribadito che anche Deco la Minne di Vergine. Siamo a Sambuca che parli di Minne di Vergine, no? Quindi... Ciao Giuseppe, alla prossima. Ciao. Bene, grazie. Buona domenica. Arrivederci, una buona serata e grazie ancora. Grazie a voi. Ciao Giuseppe. Quindi terminiamo finalmente queste escursioni sui dolci, no? Non so se si riesce a vedere che il corso si sta iniziando a popolare, perché è di festa, c'è la festa per adesso. Quindi ci sono tutte le bancarelle dove si vendono i vari dolci di tradizione. Ieri ho mangiato un torrone di mandorla che era pazzesco. Ho mangiato uno così buono, veramente morbido, perché era appena fatto, tra l'altro, quindi era ancora tiepidino, ma veramente buono. Tra l'altro per ora... tiepido si valorizza perché non è ancora impietrato praticamente, impietrito. Esatto. L'anno scorso abbiamo fatto a Mazzarino, vicino Caltanissetta. Abbiamo fatto il Guinness dei primati mondiali del tornone più lungo del mondo, 1 chilometro e 200 metri, 100 metri. Mi siamo entrati con il Guinness per la seconda volta, perché l'anni fa l'abbiamo fatto nella Valle dei Templi e abbiamo fatto 670 metri di tornone. E chi li ha pesati? Era un serpentone di 1 chilometro e 100, 150. Immagino.
Perciò Bene, terminiamo. Quindi L'ultimo dolce, così non ne parliamo più perché stavolta. L'altro dolce tipico di Sciacca, che molti di Sciacca non conoscono, stranamente. Io l'ho scoperto da Palermitano, ho fatto la ricerca, c'era il canonico Ciaccio, che circa 170 anni fa descriveva cosa si mangiasse a Sciacca. Fra le peculiarità, fra le nicchie, fra le cose particolari, c'era questo dolce che si chiama salviata, ed è un dolce a base di ricotta, di salvia fresca tritata, uova, pangrattato, della cannella e della buccia di limone. Si impasta tutto, si fanno delle chianelle, si friggono ad olio non troppo caldo e dopo che sono state fritte vengono laccate con del miele caldo. Vi dico, è una cosa da goduria, come tutte le cose che fanno male è fritta, ma ogni tanto bisogna farsi del male. Quindi ecco, abbiamo parlato finalmente dei dolci di qua, di questo territorio, dolci per certi versi ai più sconosciuti, a parte le cucchiatelle che conoscono tutti, ma l'uova murina è stata ripristinata nel tempo facendo questa inaugurazione di un bar che è a San Michele, dove c'è la Badia Grande, e che finalmente vado scoprendo che un po' tutti i bar, i ristoranti con orgoglio la ripropongono, da questa stura che abbiamo dato 40 anni fa almeno. Adesso spero che succeda anche con la salviata, perché fra l'altro la salvia fa molto bene all'uomo, per i denti, per i capelli, insomma anche ha varie virtù, e se la riscoprissimo sarebbe anche una bella cosa. Ma in realtà dipende da noi, perché se noi entriamo in una pasticceria e chiediamo ogni giorno stesso dolce e ogni giorno ci dicono non c'è, forse magari può essere che un giorno. Ma è quello che mi disse una volta un pasticcere, dico, ma perché non la proponete? Dice perché non ce lo chiede nessuno. Ma se tu non metti nella vetrina, che te lo deve chiedere? Se io non metto le scarpe in vetrina, che vendo scarpe, non me le chiederà nessuno. Quindi deve essere uno che così gli piglia la fantasia e dice mi fai sto dolce, ma se non ce l'ho vuol dire che non lo so fare o non lo voglio fare, e di conseguenza non te lo chiederà nessuno. Proponi, ne fai 10, penso che anche per stimolare magari li offri, la prossima volta tornerà a comprarsene. Mi sente, sì, chef, non l'ho sentita più per un attimo, lo stavo dicendo. Sì, io non se lei avesse più una pasticceria, avesse una pasticceria e lei non facesse la Maria Stuarda, io ogni giorno venissi a chiederle la Maria Stuarda. Lei, io penso che fino a un certo punto si stancherebbe, fino a che arriva un giorno sta camorria, se lo contento. Appena entra faccia Maria Stuarda, e io le dico no, voglio cantare. È come quello con le brioche col gelato al cioccolato. Dice, ma non ci sono le brioche, ma me la faccio al pistacchio, ma non ho le brioche, ma me la faccio al caffè. Dice che se non si entrava, ci trova tutte queste brioche in testa e va bene. Va bene. E allora quindi abbiamo detto che bisogna assolutamente promuovere i piccoli borghi. Esatto, non spaventarsi di riproporre le cose antiche, le cose buone dei nostri nonni, che sono buone, ottime e stuzzicano la curiosità, perché dopo che si tocca il fondo bisogna risalire, e noi il fondo l'abbiamo già toccato e bisogna ritornare alle origini, io dico, magari rivisitando, evitando certe cose che potrebbero far male, con altre cose più idonee, però tornare con le farine di grani siciliani, magari principalmente con la Maiorca anziché la 00, ecco qua, tutte queste cose qua. Bene. Anche oggi abbiamo fatto cultura enogastronomica siciliana. Ma quella sempre, perché se non siamo noi a fare i pungolatori, no? Come il diavolo nel terzo girone dantesco che punzecchiava gli ignavi che non si volevano smuovere. C'era quello con lo spillone che li pungeva, arrospigliatevi, andate a fare queste cose. Vero no? Bene. Allora ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito, tutti gli amici che ci hanno commentato, che ci hanno suggerito i vari paesi da promuovere, le varie peculiarità. È importante fare questo genere di conversazioni, perché è importante fare informazione, la gente deve conoscere quelle che sono le vere tradizioni siciliane, che non dobbiamo assolutamente perdere, perché sono molto importanti per il nostro territorio, per il nostro turismo, per la nostra economia e soprattutto per l'ambiente, perché ricordiamo che quando noi acquistiamo prodotti siciliani, prodotti che sono più vicini alle nostre abitazioni, sicuramente per arrivare alle nostre tavole avranno inquinato bene. Quindi abbiamo anche fatto bene al nostro ambiente. Signori, ricordiamoci che la salute è alla base fondamentale. Quindi per caso qualche volta ci poniamo in dubbio che magari quella materia prima
di qualità può costare un pochino di più, non dobbiamo porci il problema se costa un po' di più, dobbiamo porci il problema perché quelle altre invece super industriali costano meno. Esatto. È quello realmente il problema. E poi mio nonno Bonaco anche... diceva tocco spende mance, diceva, no? Quindi bravo, è tutto lì, è la filosofia che in due parole dice tutto. Bravo. Bene, allora qui siamo qui a Geraci, qui c'è il corso super popolato, quasi quasi non sentite più la mia voce perché c'è il brusio della gente sotto, magnifico, perché vedere i paesi in festa, volevo solo dire eventualmente a chi fosse in zona, Sciacca, Sambuca, Menfi, chi ci sta ascoltando o vedendo, che mercoledì prossimo alla Lega Navale di Sciacca, come associazione scoffiere, io rappresento la delegazione di tutta la Sicilia, stiamo presentando il libro di Anna Martana, che tu hai conosciuto qualche settimana fa, esatto. E presenterà il suo libro e quindi offriremo anche qualche piccola salutiamo Anna, le mandiamo un mega in bocca al lupo. Se è in linea la salutiamo, certo. Quindi esatto. Lei passerà da Sciacca, stiamo organizzando questo incontro con chi vorrà venire e quindi lei promozionerà il suo libro, che vi assicuro è una chicca da leggere e da utilizzare anche per prendere le ricette che sono vecchie, diciamo, di tradizione, ma sempre nuove e attuali, perché per come in ogni giorno vediamo il sole che nasce, che tramonta, domani è un altro giorno, ma evidentemente abbiamo bisogno sempre di nutrirci e di avere un appeal diverso, quindi il nostro cibo, i nostri dolci in maniera conclamata a livello mondiale sono i più vari, i più dolci, i più gustosi del mondo. Quindi portiamo avanti sempre questa bandiera con orgoglio e con professionalità e con la voglia di gridarlo al mondo. Ecco. Dopodiché bene, signori, possiamo anche... Allora ringraziamo lo chef che insieme adesso diremo, mi raccomando, io compro siciliano. Esatto, ricordiamocelo perché deve diventare uno stile di vita, ne abbiamo bisogno noi, la nostra salute, il nostro territorio, l'ambiente e la nostra economia. Grazie tante chef, una buona serata. Ok, buona domenica, alla prossima. Alla prossima domenica chef, ci vediamo la prossima domenica. Alla prossima, certamente, arrivederci.